famiglia che aveva un figlio piccolissimo, piccolo come un cece. Per questo l'avevano chiamato Cecino. Un giorno, mentre la mamma stava cucinando, si accorse di aver finito lo zafferano. Cecino si offrì subito di andare al negozio. La mamma non lo lasciava mai uscire di casa da solo, perché aveva paura che la gente non lo vedesse e lo calpestasse. Ma Cecino insisté. Disse alla mamma che avrebbe cantato. Così, anche se non lo vedevano, l'avrebbero sentito e nessuno l'avrebbe calpestato. La mamma consentì e gli diede una moneta per comprare un po' di zafferano. Cecino prese il soldino e uscì di casa cantando. Trallallero, trallallero, attenzione al mondo intero. Trallallero, trallallà, e Cecino eccolo qua. Quando Cecino arrivò al negozio, si avvicinò al banco e disse: Buongiorno, signor Mariano, posso avere un po' di zafferano? Ma il negoziante non lo sentì. Cecino ripeté a voce un po' più alta: Buongiorno, signor Mariano, per favore mi dà un po' di zafferano? Questa volta il negoziante sentì qualcosa, ma non vide nessuno. Allora Cecino si alzò in punta di piedi e urlò: Buongiorno, signor Mariano! Per favore mi dà un po' di zafferano? Il negoziante si sporse oltre il bancone e rispose: Ah, sei tu, Cecino. Ecco lo zafferano. Cecino prese lo zafferano, diede la moneta al negoziante e uscì tutto contento cantando. Trallallero, trallallero, attenzione al mondo intero. Trallallero, trallallà, e Cecino eccolo qua. Quando Cecino arrivò a casa, diede lo zafferano alla mamma e insieme finirono di preparare il pranzo. Allora Cecino chiese di poterlo portare lui al papà che stava lavorando nel bosco, ma la mamma non voleva perché la cesta era troppo pesante. Cecino insisté, prese la cesta e se la caricò in spalla. Vedendo che il figlio riusciva a trasportarla, la mamma lo lasciò andare. Così Cecino si avviò verso il bosco cantando. Trallallero, trallallero, attenzione al mondo intero. Trallallero, trallallà, e Cecino eccolo qua. Mentre camminava, cominciò a piovere a dirotto e Cecino si rifugiò sotto un cavolo. Lì stava così comodo, ma così comodo che si addormentò profondamente. Da quelle parti passava un bue molto affamato. Quando vide quel grosso cavolo appetitoso, se lo mangiò in un boccone, inghiottendo anche Cecino. Nel frattempo il papà, spazientito, a forza di aspettare nel bosco, decise di rientrare a casa. Quando arrivò la moglie gli disse che Cecino era andato a portargli il pranzo e non era ancora tornato. Preoccupatissimi i genitori uscirono a cercarlo gridando: Cecino, dove sei? Cecino, dove sei? Cecino, dove sei? In lontananza udirono una vocetta che diceva: Nella parte del bue che si muove, dove non tuona e non piove. I genitori lo cercarono ovunque, finché videro un bue che sembrava affamato. Si avvicinarono, gli diedero da mangiare e